Eccoci qua raga, anche le sorpresine di Kinder Joy, ne ho 14 su 24, ho trovato anche Will che è raro, dicono ma bah, secondo me no. Eccoci qua non ci sta più nulla ovviamente. Poi è provvisoria, nel senso cioè, devo cambiare delle cose intanto però per celebrare anche la Season 5, si gode. Ciao. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, acquisti di dicembre e siamo con i villaggetti di Natale, mi mancano ancora tante cose ma intanto così. Ovviamente come al solito la maggior parte degli acquisti sono tutti a fine dicembre, appunto con lo spacchettamento pazzo sotto l'albero, però intanto facciamo vedere alcune cosette arrivate che non vanno sotto l'albero. Questa ce l'ho già, questa è la versione però diciamo che voglio tenere scatolata, aspetta un attimo però vedo un cazzo con la luce, senza luce. Eccoci qua, Mary Jane e la teniamo così e si gode. Poi abbiamo, sto recuperando tutti i Football Manager che mi mancano scatolati, questo è il 18, devono arrivarmene un casino tutti presi a 5 euro su Vinted. Finalmente ho trovato il volume 2 di Stranger Things della prima stagione. Poi abbiamo il Playmate di Spider-Man, questo qua non lo apro, tengo così intanto ma è così, lo mostriamo in un altro momento. E poi abbiamo questo che ce lo apriamo in diretta e in esclusiva. Ok raga, ho spacchettato questo, se walkie talkie, e poi abbiamo questa che vediamo cos'è. Allora cerchiamo di capire, ma aiuta Lucas. Ok, non so. Vediamo qua. Intanto abbiamo questo e qua delle istruzioni devo capire insomma come, cioè vuol dire che c'è un senso. Aspetta un attimo. Ok, qua abbiamo aperto il walkie talkie, vediamo cosa troviamo. Abbiamo questi, vediamo il personaggino. Beh, te lo godi a canone, siamo stati molto fortunati. Adesso cerchiamo, voglio capire un attimo come si mette però dentro perché non mi è capito sinceramente poi, me lo tengo fuori sinceramente con walkie talkie chiuso. Questo è un primo assaggio del Natale, come gli hanno tutti i biscottini. Qua abbiamo i mini Funko biscottosi. Eccoci qua. Adesso mostriamo anche una postazione Stranger Things in walkie talkie con 11. Raga, continuiamo con gli acquisti di dicembre, non siamo ancora nella fase Natale, quindi questi sono acquisti che non metto sotto l'albero, ovviamente, anche se già vediamo un po' di rovina. Sto recuperando tutti i Football Manager boxati, andiamo avanti con Football Manager 2010 e si gode. Football Manager 14, abbiamo quasi finito, ne manca uno, a parte l'ultimo che vabbè lo compro il prossimo anno. Scatolate forse lo compro per console, così per avere anche uno stacco. Football Manager 15, poi c'era un video con tutti i Football Manager ragazzi, ma questo più avanti. Football Manager 2016 in edizione limitata, bellissimo. Football Manager 2017, anche questo edizione limitata. Poi abbiamo Football Manager 19, l'ultimo così, diciamo boxato così. Poi abbiamo Football Manager 20, cominciano le cagate così che fanno abbastanza cagare, ma va bene. E Football Manager 21. Buono raga, dal il prossimo video è quello appunto con lo spacchettamento del 25 dicembre. Ciao! Raga, eccoci.
regali cumendiani, speciale, Natale 25. Dai, abbiamo tantissima carne al fuoco, cominciamo a bomba perché c'è tanta bella robina. Partiamo, dividiamo proprio per categorie. Cominciamo con le variant cumendiane. Si parte con Mary Jane Watson, bellissima. Mary Jane e Black Cat, mamma mia, che gnocca, ragazzi, veramente la sensualità di Mary Jane è qualcosa di incredibile. Poi questi sono capolavori. Joker con Doom, ma questa è una roba illegale da quanto belle. Tanto buon Natale a tutti, chiaramente, ma sono talmente gasato che io le dura. Buon Natale a tutti quanti. Mi raccomando, mangi tanto, trombe di più e viva i regalini. Vai. Anche questa è bellissima con un piccolo Robin nel Joker, guarda che roba. Come ti te la godi? E si gode. Poi qua abbiamo purtroppo sbagliato io, ma va bene. Doppia Thanos, una me la tengo così da esposizione, una la metto via. Ma è bellissima, queste qua sono fantastiche, sono proprio una specie di tessuto, non so come chiamare, sì, diciamo la grammatura della carta che è particolare. Dai, lasciatemi queste licenze poetiche. Il buon Iron Man, e te lo godi. Poi qua passiamo a Star Wars, questa è bellissima di Ahsoka. Chiaramente aspetto Obi, penso anche Anakin, Yoda, spero tutti sinceramente, non lo so, però sicuramente non è l'unica Ahsoka. Qua abbiamo queste sempre a Milano sotto destino, sempre le cose speciali, perché sono proprio stupende, prendo sempre. Poi qua abbiamo ancora diciamo queste qua particolari che sono qualcosa di allucinante da quanto fighe. E chiudiamo con l'erotica meravigliosa Mary Jane, guarda che roba, mamma mia, bella come il sole di notte. E questa è la prima mini parte con appunto le variant cumendiane. Poi raga abbiamo il bestione, ve lo voglio portare subito perché è qualcosa di allucinante, proprio questo da esposizione, ma non vedo l'ora di cominciare a giochicchiare in maniera erotica. Eccolo qua, aiuto. Un mini cabinato, ma non tanto mini, questo sarà un video proprio a parte dove mostro tutto, con Bubble Bubble e tantissimi altri giochi, eccolo qua. Poi mostriamo meglio nel dettaglio quando andiamo a mostrare tutti i regali, ma questo, fioi, è qualcosa di sublime. Intanto lo mostriamo così, ma è fantastico, ma ripeto, questo da mostrare proprio, volevo proprio creare un video ad hoc, tutti i giochini, eccolo qua, ma Bubble Bubble te lo godi a cannone, e Puzzle Bubble, la storia, fioi. Andiamo avanti, collezione anche questi robini qua, ne abbiamo 3, ci sono tanti regali anche a parte parenti, moglie e robe varie, insomma. Qua chiaramente puntiamo a questo, al controller gold, speriamo, ma la vedo dura. Finora abbiamo PlayStation 4 e PlayStation 1, se non erro. Vediamo cosa portiamo a casa. Eccoci qua. Pacchetto number 1. Ma c'è qualcosa. Oddio, mi hanno scamato. Cos'è? Oh, mi manca. Bello. Bello, bello, bello. E te lo godi. E te lo. Perfetto, un altro in più. E si gode. Andiamo avanti. Con il secondo. Quello figurati, cioè. Mi sono comprato la campanellina d'oro della Coop. Figurati se trovo il controller special. No, questa la volevo più di tutti, però come console. Quanto godo. Libidinosa, libidinosa, libidinosa. Questa sono no felice di più, la più bella in assoluto. L'iconica, la sola, PlayStation 2. E godo. Benissimo. E chiudiamo, cosa manca? È la 3. La 3 è la 3. E dopo i controller, quelli diciamo colorati diversamente. A parte quello d'oro che non ti lo beccherà mai perché che vuole un culo devastante. Attenzione, s'il vous plaît, attenzione. Ancora Play 2, vabbè dai. Ci può anche stare. Ci può anche stare, ma dai. Non mi lamento, non mi lamento. Andiamo avanti, altre cose da spacchettare. Troppo carini questi di Stranger Things. Vediamo cosa becchiamo. Aspetta.
Ok, cominciamo dal primo. Titing. No, vabbè, ma sono bellissimi. Tutti morbidi. No, vabbè, ciao. Sono qualcosa di afrodisiaco. E questi sono regali, però ben graditi. No, guarda, guardali, ma guardali, ma guardali, ma guardali. Sono meravigliosi. Aspetta. No, ciao fioi. Anche questo bellissimo. Stanno in piedi. Sì, stanno anche in piedi. Stanno anche in piedi, ciao. Sono un bambino erotico, ciao. Molto bene. Dai, speriamo. Eddie voglio. Dai, Eddie Van Halen. Regalami Eddie. No, che sfiga. Doppio. E questo? Dai, su 5, un doppio che sta a PK Eddie, che quello che voglio non arriva mai, però carino. Ciao, sono molto erotico, ciao ciao. Vai raga, andiamo avanti. Questa è una lampada. Vediamo com'è. C'è molto carina. No, vabbè. Te la godi, ragazzi. Vediamo. Ma che poi c'è anche la possibilità della battery. Sì, c'è. Ok. Bellissima però. Stranger Things. A me piace di più così illuminata, onestamente. Sì, bella, ma così secondo me è più figa. Proprio come una videocassetta ufficiale. Madonna, ragazzi, è il 25 dicembre, sono caldo. Però temporali, brutto tempo. Pioggia. Ah, poi questo non apro, non c'è neanche l'unboxing perché l'ho preso solo per la collezione, ma non è un'espansione gasante, almeno per me. Avatar The Last Airbender, eccolo qua. Carino, ho preso solo il bundle. Poi qua abbiamo invece una cosa molto appetitosa, Secret Lair The Last of Us Rainbow Foil Edition. Ne ho preso solo uno perché ne volevo uno della PlayStation, ho preso questo che era quello tra tutti. Diciamo che ho già Tomb Raider, però questo comunque è bello con il Secret Lair fatto così, ci sta, diciamo, dai. Vediamo le carte. Godiamoci le card. Eccoci qua. E andiamo, un po' di Magic anche, Ellie, Joel, Corset Extinction. Ok, scusate, un momento di panico. Haunted One. Capite l'inglese? Eccoci qua. Molto bello. Tra l'altro carte iconiche per la Sony PlayStation. Andiamo avanti ragazzi, reparto Funko Pop. Poca roba, ma di qualità. La bellissima Mary Jane Watson, in questa versione qua. Stupenda, fa le secchi tigre, spaga tutto tigre, copi tutti tigre, tasboro tigre. Scusate per questa frenesia problematica comendiana. Eccoci qua. Bellissima. Però voglio un po' proprio, come si dice, ispirato a Kirsten, cazzo. Vabbè. Poi abbiamo Buyer's House, bellissimo questo. Funko. BT Box, Stranger Things. E si gode tra poco anche. Siamo in attesa appunto dell'episodio, di 3 episodi, insomma il 5, 6 e 7. E si gode. E poi ragazzi, chiccona finale. Chiccona devastante. Chiccona, senza un senso, logique. Pop yourself. Guardatelo, Cumin da veneziano. Joypad, biscottino, occhiali sexy, faccia curiosa. Signori, Funko Pop personale, Cumin da veneziano, il godimento è totale. Mamma mia, è stupendo, raga. È qualcosa di incredibile. Per una cifra anche non devastante, ti porti a casa un Funko Pop devastante. Questo sono io. Eccomi qua, bello come il sole di notte.
Raga, reparto videogiochi e qua il godimento comincia a essere potente. Contenitore, insomma diciamo un astuccio porta Game Gear. Mamma mia. Una chicca atrocissima. E uno. Neo Geo Arcade 3. Tra tutti, Super Sidekicks. Gioco devastante. Questi qua sta fantastici, va bene per il cabinato preso prima. Sto morendo dal caldo. Qua diciamo una trilogia per PSP. Eccoli qua. Mamma mia. Scusate ragazzi. Mamma mia. Come chiamarsi, ma sono devastato. Giocone senza senso, una specie di Virtua Striker, ma Beach Spikers, Virtua Beach Volley. Bellissimo. E posso dire anche erotico. Molto erotico. PC, mi mancava Tokyo Race Drive 2, o come volete voi. Finalmente ho portato a casa una cifra onesta, cioè nel senso buona, Luigi Mansion, Nintendo GameCube, questo è abbastanza raro, stupendo. Questa è un'altra chicca, pagato pochissimo, però fioi, i primi 3 Fallout ragazzi in italiano, questo non vedo l'ora veramente di PC retro e si gode. Eccoci qua, scusate ragazzi, sto sudando come un disperato. Qua ho preso sempre a pochissimo PlayStation 4, PES 19, David Beckham Edition, ragazzi. Cioè, ma non ha il capello degli anni 90, ma è sempre top del top. Ecco, questo è chiaramente il prezzo di vendita. Poi io vado sempre dal mio amico a Verona e riesco sempre a portare a casa tutto con dei prezzi veramente iper competitivi. Questo sinceramente è una versione anche mai vista. Quindi... E qua poi abbiamo altre 2 perle. Eccole qua. Killzone 2, Killzone 3 e Killzone fanculo. Eccoli qua. Questa è edizione normale, questa è edizione da collezione. Eccoci qua. Fantastici, 2 gioconi poi oltretutto. Qua andiamo poi roba seria, Game Gear purtroppo non scatolati, 007 e Jurassic Park. Chicche di un'atrocità quasi fastidiosa. Fly Simulator 2000, solo così però per 2 euro. Tanta roba. Finalmente l'ho trovato su Vinted a un prezzo buono. Ho già chiaramente tutta l'edizione, però digitale, Gran Turismo 7. Mi mancava solo questo. E che cazzo, edizione da collezione. Non poteva mancare, scusami. Cioè, perché a 180 euro sì, beh, l'ho trovato a 50. Cioè, dai. Superb. Questo è un gioco nuovo. Tekken 5. Tekken 8. Molto bello. Così mi sfogo un po'. Altra chicca obesota, Stargate Mega Drive. Non ha bisogno di presentazioni, iconicità allo stato purissimo. E chiudiamo la parte videoludica. Ce l'ho già per PC ma lo volevo scatolato, Robocop in edizione particolare, con anche il cos'è DLC, questo non lo credo di sì. Ed è bellissima perché ecco, la steel è veramente una roba fatta da Dio. Eccoci qua. Niente, anche la parte videoludica è andata, iper soddisfatto, poca spesa, ma tanta resa. Altra collezione comendiana, orologi. Mi sono arrivati tutti, posso procedere con il video collezione. Orologio, Olimpiadi, Milano Cortina 2026, a breve inizia appunto le Olimpiadi comendiane con Cortina e Milano, e quindi con un regolamento ad hoc, perché siamo in casa noi, non vedo l'ora, quindi serie da seguire assolutamente, mi raccomando, perché è una dei capolavori comendiani. Comunque questo orologio è bellissimo, lo volevo, cioè non lo lascio inscatolato, me lo godo, cioè, assolutamente, però tanta roba. Eccolo qua, Milano e Cortina 26. Reparto film, ho chiuso in 3 Natali la collezione Disney che volevo, Robin Hood, Mulan, Winnie e mettiamoci anche The Pooh, La Sirenetta. Questi sono in DVD, in italiano non i becco in versione Blu-ray. Cars 2, Cars 3,
e chiudo, sì, basta. Poi abbiamo Capitan Fantastic, aiuto, una pallottola spuntata, questo non vedo l'ora, mai visto, cioè chiaramente non aspettiamoci Leslie Nielsen, ma comunque non ho sentito pareri negativi. Questo è un film sui 100 anni della FIFA. Questo, io non compro mai film doppi in edizioni diverse, però questo per i 40 anni di Ritorno al Futuro, la mia saga preferita. Eccolo qua, in Blu-ray non poteva mancare la collezione come di era. E chiudiamo, questo ho preso 7 euro, visto che ho visto solo il primo, poi mi sono rotto le balle, ho detto boh, proviamo per 7 euro, comunque è bella, una bella, un cofanetto di tutto rispetto. È un po' da bimbo minchia, lo so, però sono curioso a questo punto di guardare Star Trek. Ho visto solo il primo, The Twilight, saga, mamma mia. Bella la cosa, però purtroppo il problema è questo. Questo che il primo anno era un uomo orrendo, poi dalle foto dal secondo film diventa un figo. Questa è una sassi coglioni, questo è un grande, ma se mai sprecato per una roba del genere, però appunto, mio parere, ho visto solo il primo film, quindi non posso commentare oltre. Grazie ragazzi, grazie. E adesso chiudiamo con il reparto musica. Chiudiamo con la roba sicuramente più succosa. Reperto musica. Cassetta di Division Bell tenuta in condizioni quasi fastidiose da quanto belle. Eccolo qua. Questo in cellofanata è così, non è proprio da collezione questa cassetta, 50° anniversario, Bohemian Rhapsody. Non ha bisogno certo di presentazione. Poi un po' di CD. Cominciamo dalla cosa tra virgolette meno nobile. Eccoli qua, così magari ci sono 2 o 3 canzoni così carine, secondo me belle, però ho detto boh, per 5 euro a testa andiamo e si gode. Comunque insomma niente di brutto, attenzione, però rispetto magari Pink Floyd, Genesis, Beatles, è chiaro che il paragone non regge, però comunque roba comunque interessante. Poi abbiamo Dark Side of the Moon, 20° anniversario, e finalmente ho trovato Dark Side of the Moon in edizione giapponese, fantastico. In un mercatino, cavolo, grazie al Bode, Ogobeka. Cioè, tipo da 30 anni, in tutti i negozi del mondo, Fioi, Dark Side of the Moon giapponese, no, e tac, beccato. Un parto, The Part, in inglese correggiuto. E qua invece una versione di Wish You Were Here, diciamo, moderna di adesso, con appunto dei brani inediti, roba un po' così. Eccoci qua. Poi, finalmente, terza edizione di Ecos, ma questo di nuovo con la copertina così. Eccolo qua, 5 euro. Te lo godi. Poi, abbiamo 45 giri Bohemian Rhapsody, bellissimo. Anche questa è una chicca fastidiosa da quanto bella. Abbiamo Mr. Bad Guy edizione di 40 anni, vinile verde trasparente, superb. Picture disc, sempre speciale dei 50 anni. Non potevano prendere sta roba, cioè i Queen, punto. 50 anni, anche questo godimento puro. Questo sempre il singolo di 50 anni così. E chiudiamo con questo, un regalo insieme a tutto questo ben di Dio dei Queen, mi hanno regalato questo. E comunque lo butti via? No, lo buttiamo via. Buono. Poi 2 bestioni. Regalo di mia mamma. Cofanetto dei Beatles, questo è proprio il cofanetto. Chi vuole cominciare, diciamo, ad ascoltare, si vuole, diciamo, come si può dire, adesso mi fa strano dire che tutti che ascoltano i Beatles, però se uno vuole partire con qualcosa di fisico così, questo secondo me è il cofanetto perfetto. È che mi fa strano, non puoi andare sotto, i Beatles, appunto. Chiama la musica, deve cominciare dai Beatles. Eccolo qua. Bene. Scusate ragazzi, ma non ce la faccio proprio più. Questo, diciamo che è anche il regalo più costoso. Cofanetto di Pink Floyd. Wish you were here. La 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 la. Vai. Che qua cosa
come si dice, sarebbe bello un unboxing completo, ma non ha senso, cioè, perché comunque ormai sappiamo già tutto di sto album. Certo, ci sono delle cose in più, tutto quanto, però, fioi, questa edizione la volevo, ciao, fanculo. Costicchia, però, te la godi troppo. Ok. Buona, adesso ultime cosine, però prima sistemo un attimo la parte per fare la panoramica. Puntina nuova, cioè differenza abissale da questa, eccola qua. Questa è quella da 25 euro, diciamo 30 euro, quella base. Questa cambia molto, sono curioso, non ho ancora provato nulla, però poi vabbè, orange così con nero e biondo sta da Dio. Eccoci qua. Questo è un altro regalino per la mia collezione biscottosa. Eccoci qua. E questa è la panoramica completa. Eccoci qua. Un Natale positivo. Eccoci qua. Musica comunque domina sempre ed è già il secondo anno di questo, beh, questo non vedo l'ora, video, cioè, questo proprio te lo godi a sbrega. E basta, raga. Eccoci qua. Ancora buon Natale a tutti e un saluto del comandone, distrutto, massacrato, ma felice. Ciao! Ci becchiamo a gennaio. Riciao!